Pierpaolo Perra è presente? Pierpaolo? Michele Mura, primo. Vai Michele! Con il suo presidente, Rossano. Pierpaolo è lì, Massimo. No, arriva Pierpaolo, dai. Se no sta le cannacca, O cannucchia. Guarda, non mi ricordo più. Dai Pierpaolo! Allora, e uno. Allora, campionato sardo, classe 1. Vince la gara sui 2 giorni. Allora, terzo classificato nelle 2 giornate, Ruggero Siaposh, Motoclub Iglesias. La gloria Bozzaro. Lo aspettiamo sul podio. Il nipote Sergio Mibelli. Al secondo posto Massimiliano Pinna, Motoclub Gallura Frod. Al primo posto Motoclub Centauro, nel presente doc Riccardo Pugedu. Premia Pierpaolo Perra. Massimo! Vai sul... Sì, è arrivato anche Ruggero. Terzo posto Ruggero Siaposh, Motoclub Iglesias. Secondo, quasi un debuttante Massimiliano Pinna, Gallura Frod. Vince Riccardo Pugedu, Motoclub Centauro. Classe 2, premia Maurizio La Capria. Terzo posto Alessandro Pugedu, Motoclub Plumini Maggiore. Al secondo posto Motoclub Gavoi, Manuel Mulas. Vince la classe Motoclub San Giorgio Perdas de Vogu, Massimo Cavizza, campione sardo assoluto in carica. Premia Maurizio La Capria. Terzo classificato Alessandro Pugedu. Bravo Maurizio! Al secondo Manuel Mulas. Vince Massimo Cabizza. Ricordo che sulle gare di 2 giorni, nel caso di ex equo, viene considerato il vincitore della seconda giornata. È già capitato per qualcuno delle classi fino adesso. Classe 3 premia il sindaco del comune di Iglesias, Emilio Gariazzo. Sul podio Filippo Lai, Motoclub Le Grotte de Busnovas. Al secondo posto Motoclub Iglesias, Ignazio Angius. Vince la classe Palermosa, no? Motoclub San Giorgio Perdas de Vogu, Armando Cozzolino. Armando!
Primo Filippo Lai Le Grotte. Secondo il nostro bambinone Ignazio Angius. Vince la roccia Armando Cozzolino. Non fare così che ti rompi. Classe Veteran premiano gli assessori Alessandra Ferrara e la collega Barbara Mele. Ogni tanto scala 2 marce. E facevo fare le valette, però c'è un motivo, è l'assessorato ai servizi sociali. La premiazione che va in onda adesso è quella dei veteran che hanno bisogno dei servizi sociali ormai. Andiamo sul podio. Spiritoso. Quelli che già giocano. Al terzo posto del motoclub Iglesias Giuseppe De Riva. Al secondo posto L'acqua da Tosse degli organi. motoclub San Giorgio Perdas e Fogo Alessandro Fadda. Vince la classe veteran Pierluigi Carta, motoclub Le Grotte Domus Novas. Guarda specchietto, improvvisibile. Però là le canzoni di Giuseppe, guarda. Allora, ripeto la regola delle gare di 2 giorni. Nel caso di ex aequo si considera il risultato della seconda giornata. Vai Johnny! In questo caso Anda e cacchio. hanno vinto una giornata a testa Alessandro e Pierluigi, ma Alessandro oggi si è ritirato, Pierluigi ha vinto, per cui la vittoria di gara va a Pierluigi. Però dovete salire sullo stesso gradino, non fatelo fare a Giuseppe che non ce la fa. Proseguiamo con le coppe. Allora, al terzo posto Giuseppe De Riva. Al secondo posto del motoclub Perdas Alessandro Fadda. Vince da 2 giorni di gare Pierluigi Carta motoclub Le Grotte. Per quanto riguarda la classifica squadre, le classifiche a squadre verrà comunicata in secondo momento dal Corex, per cui sentirci presto sugli stessi schermi. Grazie a tutti, arrivederci. E l'assoluta? L'ha fatto sesta prima tutta la volta. Com'è? Bravo Ignazio.